Torniamo dunque in studio, diamo il buonasera ad Andrea Tamai, sindaco di Telio Veneto e presidente della conferenza dei sindaci con delega alla sanità. Grazie per essere in nostra compagnia, sindaco. Con lei ovviamente parliamo di un tema caldo, di un tema importante che è quello dell'ospedale unico. Lei è presidente della conferenza dei sindaci, un ruolo importante, ci sono state delle novità proprio in queste ultime ore. Tra l'altro lei è proprio tornato da una riunione importantissima. Le chiedo subito quali sono le ultime novità su questo discusso ospedale unico. Allora, per quanto riguarda l'ultima conferenza dei sindaci, abbiamo concordato di avere un incontro con la Regione. Io in questi giorni ho già sentito il dottor Mantoan e la segreteria del presidente Luca Zaia, e quindi a giorni avremo la data di questo benedetto incontro tra i 20 sindaci del Portoguarese con la delegazione regionale. Oggi abbiamo avuto un incontro con il presidente di Confindustria di Venezia, il dottor Matteo Zoppas, col quale abbiamo concordato un percorso da fare assieme sulla valutazione dell'impatto dal punto di vista economico e sociale che può avere l'ospedale unico nel nostro territorio. Senta, proprio in riferimento a questo, Tamai, le chiedo subito, l'ospedale unico si discute tanto, tutti lo vorrebbero nel loro territorio, c'è un'apposita commissione di tecnici che sta valutando questa eventualità, ovviamente per quanto riguarda il posizionamento. Tutti lo vorrebbero, Tamai, però l'ospedale alla fine sempre uno sarà. Cosa ne pensa? Sì, l'ospedale deve essere unico, deve avere anche alcune caratteristiche, per questo ci siamo affidati a una commissione, ci affideremo a una commissione di tecnici, non so se gestita dalla conferenza o dall'ASL o dalla regione. Questo perché bisogna rispettare certi criteri di intervento anche nell'ambito del territorio, considerando che il nostro territorio è molto particolare perché è molto allungato se consideriamo che va da Jesolo a San Michele al Tagliamento, quindi certo, le caratteristiche tecniche sono fondamentali. E il fatto che, diciamo così, ogni cittadina, ogni località del comprensorio del Veneto orientale lo voglia nel proprio territorio, che cosa significa? Questo naturalmente è la lotta dei campanili, però io ritengo che da questo punto di vista la conferenza dei sindaci abbia fatto un passo avanti, nel senso che siamo tutti concordi, infatti abbiamo votato 2 documenti all'unanimità che abbiamo bisogno dell'ospedale unico. Abbiamo fatto anche un incontro con le associazioni non più tardi lunedì sera e abbiamo capito che anche loro condividono questo percorso, quindi da parte nostra penso che anche all'interno della conferenza dei sindaci questa idea dell'ospedale unico sia maturata. Senta, Tamai, cambiamo velocemente argomento, ci avviciniamo al termine dell'anno, in primavera ci saranno le elezioni comunali anche nel piccolo comune di Telio Veneto, se me lo concede. Le chiedo subito, può dirci se si ricandida? Glielo concedo che è il più piccolo comune, perché è il più piccolo della provincia di Venezia. Penso almeno di novità eclatanti di ricandidarmi. Bene. Come ho fatto l'ultima volta, ho pensato di trovare di cercare di fare una compagine a 360 gradi, quindi da parte mia penso vedremo quello che succede. Grazie dunque, grazie ad Andrea Tamai, sindaco di Telio Veneto e presidente della conferenza dei sindaci con delega alla sanità. Grazie per essere stato in nostra compagnia.